Ermanno Grilli, dunque parliamo di pensioni, trattative Stato e pensionati, viene da dire. Cosa ci presenta quest'oggi nella sua elaborazione grafica? C'è questa trattativa perché il governo aveva innalzato l'età pensionabile a 67 anni. È chiaro che i sindacati confederati, CIL, UIL e CGL non ci stanno e hanno aperto un tavolo di trattativa. Sembra che il governo adesso abbia concesso non l'innalzamento di 6 mesi subito, ma nel 2019. Sembra che si stia preservando per la campagna elettorale. Ecco, perché... Sembra che tra l'altro siano soldi lordi, questa è la cosa importante, perché magari uno pensa che gli 80-100 euro siano netti in busta paga, ma poi alla fine c'è il trucco, nel senso che l'aumento c'è, ma lordo, ecco, ricordiamo assolutamente sempre. No, e poi abbiamo visto che tantissimi hanno dovuto ritornarli. L'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni come minimo per gli uomini e a 67 anni per le donne. Nella trattativa il governo ha concesso anziché un aumento subito nel 2018 di 6 mesi, un aumento di 3 mesi nel 2019. Hanno innalzato anche 4 categorie di lavori usuranti, alle 11 di prima altre 4 categorie hanno avvicinato. Il problema vero però nell'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è estrapolare la previdenza dall'assistenza. La previdenza, l'INPS è nato come previdenza per le pensioni dei lavoratori dipendenti. Però cosa è successo? Lo Stato e i vari governi che sono succeduti per le varie esigenze hanno comunque elargito sempre da questa cassa che era sempre attiva. E andando a leggere sulle categorie che hanno avuto accesso ai lavori usuranti, ho visto che ci sono anche i marittimi. Andando a vedere i contratti dei marittimi, ho scoperto che nel 98 la Confami, la Confederazione degli Armatori, ha fatto una trattativa con lo Stato dove è stata esentata quasi totalmente di pagare le tasse e non versano i contributi per i dipendenti. E cosa è successo? Questo accordo... Per capire bene con i nostri telespettatori, questo accordo prevede che questi pseudo dipendenti a questo punto siano, non dico dei liberi professionisti, ma quasi, no? Trattati sullo stesso livello. Sì, no, era per far sì che gli armatori assumessero dipendenti italiani. E invece cosa è successo? Il 4 per 1000 sono dipendenti italiani, navi da crociera. Adesso stanno assumendo e hanno assunto non comunitari, tutti extracomunitari a $800, $900 al mese, mentre la paga di un marittimo dovrebbe essere dai 3.200 euro ai 3.500 euro. In questi $800-900 non si pagano comunque i contributi? No, non pagano assolutamente, hanno questo accordo. Che risale al 1998? Al 98. Ecco, estrapolando i contratti ho scoperto pure questo, ed era stato fatto per far sì che loro assumano gli italiani, invece hanno assunto quasi totalmente extracomunitari. Ecco, una delle motivazioni dell'INPS in difficoltà, una delle motivazioni che manderanno delle categorie che hanno lavori usuranti gravosi sempre più tardi in pensione. Si sta allargendo anche ai ricongiungimenti familiari, sempre andando nell'INPS e leggendo cosa succede. Uno che ha titolo di restare qui dopo un certo numero di anni può fare il ricongiungimento familiare. Il ricongiungimento familiare, gli anziani, quelli che arrivano, cosa succede? Fanno la richiesta all'INPS, basta un'autocertificazione di reddito e l'INPS gli eroga subito immediatamente 395,6 euro mensili, più netti? Sì, più 154,9 di importo aggiuntivo, per un totale diciamo di 550 euro per 13 mensilità, per un totale annuo di 7.156 euro cada uno, senza una lira di contributo versato. Cioè, più ci si informa della situazione, più ci si arrabbia. Non lo dica a me, perché fatti 2 conti alla mano si capisce subito che lei è già in pensione. Sì, sono già in pensione con 42 anni e 6 mesi totalmente versati. E di lavori usuranti a cui non ho potuto avere accesso perché c'è una clausola. Fornero nel 2011 ha detto sì, in base alle aspettative di vita, ma anche ci deve essere la copertura finanziaria. Bene, io ringrazio Ermanno Grilli per l'intervento, ringrazio voi gentili amici.